Il Golfo Paradiso festeggia la promozione nel campionato di eccellenza giunta al termine di una cavalcata straordinaria, come testimoniano il mister Mauro Foppiano e il dirigente storico Sergio Clari. Ma venivamo da, mi sembra, 28 risultati utili consecutivi. Dunque, questa è la prima che perdiamo sul campo. La prima. Ma ci sta, dai. Protagonisti indiscussi della stagione del Golfo Paradiso i giocatori che hanno dato il loro contributo sul campo e non solo. Felicissimo di essere capitano di questi ragazzi qua, sono stati fantastici tutto l'anno e mi hanno dato comunque piena fiducia perché molti non li conoscevo, quindi ci siamo integrati tutti bene e abbiamo raggiunto un risultato storico per Recco e penso che rimarrà nella storia a prescindere da tutto. Ho cercato di essere presente, a parte il mese in cui avevo il gesso e quindi dovevo stare a casa. Ho cercato sempre di essere presente e siamo contenti alla fine di quest'annata. Sono stati bravissimi e dico la verità, mio nipote guardando i giornali come reti ne abbiamo preso molto poche, insomma è stato un bel campionato. Superata l'apprensione per l'infortunio a Vaggio uscito dal campo in ambulanza, giocatori, dirigenti e familiari dei giocatori si sono stretti in un unico festoso abbraccio. Per la Caperanese, vittoriosa sul Golfo per 3-1, resta aperta la partita play-off. Questa vittoria comunque è stata importantissima, che ci permette di arrivare sempre a -1 dal Bogliasco e la prossima scontro diretto e vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. La promozione del Golfo Paradiso in eccellenza è un ulteriore tassello che connota un momento particolarmente positivo per il movimento calcistico in Liguria. È comunque un movimento vivo, un movimento efficiente che riesce a portare nel mondo dei professionisti un'altra squadra, un'altra società, il Sesti Levante, quindi diciamo che stiamo andando bene. Dobbiamo lavorare sui vivai, sui ragazzi e sulle ragazze, dobbiamo crescere un po' lì, ma cercheremo di essere presenti sul pezzo. Per i biancocelesti le aspettative rimangono alte. Mancano ancora 2 partite importanti, la finale di Coppa Italia e il titolo regionale. Proviamo a fare il massimo di quello che non è mai stato fatto qua a Levante, dai.